Buona giornata cari telespettatori, ben ritornati insieme con noi. Vi presento subito il nostro ospite protagonista della puntata odierna, ben ritornato Vendemiano Sartor, presidente di Treviso Tecnologia. E naturalmente come sempre voi che potrete partecipare. Quali possibili sviluppi? Un po' un tema che dà grandi possibilità per cercare di andare ad approfondire diversi temi. Da un lato abbiamo la costituzione di questo nuovo governo, un governo particolarissimo nella sua compagine politica, e appunto cerchiamo anche di vedere insieme al nostro ospite, che peraltro è stato anche assessore regionale, sì, per cui ha anche un'esperienza politica operativa, quali potrebbero essere gli ambiti dove andare a operare immediatamente. Sarebbe importante intervenire. Poi avremo nel Ministero dello Sviluppo Economico, che è un ministero strategico e molto importante, un ministro che comunque è veneto, e quindi sì, anche qui che interventi potrebbe fare? Ha o non ha la competenza, mutuando i titoli dei giornali che sono usciti? Vediamo di parlarne un po' insieme. E poi essendo presidente di Treviso Tecnologia, che questa azienda speciale per l'innovazione della Camera, ancora della Camera di Commercio di Treviso, comunque un'azienda che sta aggiungendo una propria connotazione ben definita. L'innovazione c'è o non c'è? Può essere una chiave di volta per risanare la nostra economia, per trovare delle vie d'uscita, perché ci troviamo in un impasse veramente difficile. Se il Veneto non ne esce, non possiamo certo sperare che lo faccia la Calabria. Oddio, ben venga se lo fa la Calabria, per carità, però che almeno traini un po' lei il nostro paese, ma non è che ci siano grandi prospettive. Allora lei come vede questo nuovo governo, questo mix che, di ampie intese, che poi doveva avvenire già 2 mesi fa, di fatto, perché questi erano i presupposti, ed è stato... Io spero che qualche volta, no, le brutte cose producano qualcosa di efficace, cioè il fatto di aver una legge elettorale fatta in quel modo, no, era una questione negativa, no? Però ha prodotto... perché resta ancora, per il momento c'è. No? E quindi ha prodotto di fatto una ingovernabilità. Però il fatto che ci sia un governo, tra virgolette, chiamiamolo di unità nazionale o di servizio del Paese, come l'ha chiamato il Presidente Letta, io credo che vada visto sotto 2 elementi. Uno di natura, tra virgolette, anche di segnale. Noi veniamo da quasi 20 anni di contrapposizione politica che ha creato solo drammi. La democrazia è fondata sull'alternanza, ma non è fondata sicuramente sul fatto di denigrare sempre l'avversario o di considerare l'avversario un nemico, no? E questo non è che abbia creato proprio pochi problemi. Il fatto di dire che adesso c'è la necessità di lavorare tutti assieme credo possa essere un segnale anche di speranza per la gente, perché sono delle questioni di natura economica, ma sono anche delle questioni che dobbiamo dare alle persone, alle imprese e alla società in senso lato anche una visione di prospettiva, perché se uno pensa che il mondo finisca fra un'ora è chiaro che non si preoccupa tanto. La seconda poi è di natura, diciamo così, anche tecnico-economica, la costituzione del governo, quindi io mi preoccuperei poco della questione dei singoli ministri, se sono giusti o sono sbagliati in quel posto. Ricordo che comunque il ministro è una figura sempre di natura politica, dietro ognuno può dotarsi delle strutture tecniche che ritiene necessarie, quindi non mi soffermerei sul fatto se tutte le figure sono competenti in quella materia, ma sul fatto che comunque anche questa fase, e soprattutto mettere d'accordo tutti, sicuramente ha comportato anche delle mediazioni di natura politica per fare la rosa dei ministri, non possiamo pensare che questo sia male. La politica ha quello di mestiere, mediare queste cose, e avrebbe come mestiere primo cercare di mediare l'interesse di tutti i cittadini, scegliendo il bene comune, quello che purtroppo non è stato fatto in questo periodo. Quindi credo che questo vada visto in questa maniera, mi auguro che ci sia un po' di responsabilità da parte di tutti, che si parta dalle questioni che più ci interessano, che sono quelle di natura economica, perché è chiaro che c'è la questione della legge elettorale, ma la legge elettorale si fa in funzione anche di una serie di riforme istituzionali, perché viva Dio, se noi dobbiamo procedere a una semplificazione burocratica, la prima semplificazione è anche quella che deve farsi l'apparato, quindi questa questione della riforma anche di Camera e Senato, la riduzione del numero di parlamentari, il bicameralismo fatto in maniera
diversa, queste sono le prime riforme. Fatta questa è chiaro che dopo ci vuole una legge elettorale in funzione degli obiettivi che abbiamo, ma questo è un elemento, mi pare che debba fare una convenzione anche di un gruppo di lavoro su questa parte, che è altrettanto importante per gli effetti, perché se noi non diminuiamo la spesa di questo Paese, ma la spesa improduttiva, è chiaro che non ci sono le risorse per fare poi quegli elementi di incentivo che servono soprattutto sul lavoro e sull'impresa. Assolutamente, un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto, in linea? Pronto? Pronto? Sì, da dove chiama? Sì, sono Antonio da Padova. Dica tutto, signor Antonio. Ecco, signor, allora si faceva tanto il discorso di questo nuovo governo, ma quello che mi domando io, ma è praticamente è sempre quello di prima, perché c'era PD, PDL, solo che adesso anziché esserci Monti e c'è come si chiama, adesso mi viene anche più in mente. Letta. Ecco, Letta. E cos'è che è cambiato? No? Se in questi 2 anni non sono riusciti a fare Monti con destra e sinistra, adesso cos'è che hanno da fare? È la stessa cosa, scusa, loro potevano farlo prima quello che dovevano fare, perché adesso si ritorna a parlare del governo per salvare l'Italia, quando l'avevamo anche prima. Prima non ha fatto niente, disastri. Adesso cos'è che cambia? Cambia solo che c'è Letta, ma in fin dei conti i partiti sono sempre quelli, destra e sinistra. Io non vedo, guarda, mi cadono le braccia, guarda, non ho parole, guarda, siamo andati a votare, abbiamo speso 395 milioni di euro per ritrovarci ancora destra e sinistra che fanno una mucchiata. Io, guarda, sono deluso e non so, io la penso così, poi magari mi sbaglierò. Certo, Vi ringrazio della cortese accoglienza. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie a lei, signor Antonio. Cosa possiamo rispondere? Sì, 2 o 3 questioni di diversità. Prima c'era un governo tecnico formato da tecnici e i partiti stavano alla finestra per approvare. No? Oggi è un governo di grandi intese, ma è un governo politico. Cioè, sostanzialmente prima tecnico col Parlamento comunque fatto di questa grande... I partiti hanno messo i loro rappresentanti, no? E ci mettono la faccia. Secondo, la politica ha le proprie liturgie, no? Allora, a fine legislatura è facile, proprio perché deve andare in campagna elettorale, che prevalgano le divisioni. Questo è l'elemento che fa sperare. Mentre a inizio legislatura, spostando le elezioni in avanti, ci può essere maggior possibilità che ogni parte politica decida di smussare i propri principi e di andare anche a trovare una mediazione. Quindi sono due questioni fondamentali. Uno, questo è un governo politico, non è un governo tecnico come prima. Secondo, il clima e l'occasione è diversa. Terza questione, non ultima, anzi forse la più importante, io spero che i partiti, quelli tradizionali, abbiano preso lezione dalle elezioni e quindi non scherzino più, perché la democrazia si salva solo attraverso i partiti, o buoni o belli che siano, non si salva attraverso altre questioni. Io mi auguro che il fatto di aver scherzato o di aver creato la contrapposizione alla fine e la lezione credo l'abbiano presa, perché sia chi ha vinto il Partito Democratico sia chi è arrivato dopo il Popolo della Libertà hanno perso tanti voti rispetto al 2008 a fronte di nuove composizioni politiche. Certo. E quindi credo che siamo arrivati non ai tempi supplementari ma anche alla monetina ormai, oltre ai rigori, per il tempo massimo di quale bisogna fare un po' di giudizio. Quindi questo è l'aspetto più importante oggi, e la diversità rispetto naturalmente a un governo che prima era stato demandato a lavare i panni sporchi che loro non erano riusciti a fare prima. Questa è la differenza. Ecco, il fatto che ci siano comunque delle presenze di non poco conto in rappresentanza tipo di Banca Italia, di cose del genere, non può far indurre a considerazioni. Comunque siamo sempre ancora serviti al sistema delle banche, al sistema Europa delle banche, della finanza, e di conseguenza prima quegli interessi e poi gli interessi del paese reale, cioè stiamo parlando delle imprese, del territorio. Da quando c'è stata la questione del meccanismo della spesa pubblica abbiamo sempre avuto i nostri, anche nel governo italiano,
incarichi a persone che venivano dalla Banca d'Italia, uno per tutti il presidente Ciampi, no? Non che venisse dalla Luna, Dini, eccetera. No? Quando è stata ora di mettere alcune regole, ecco, direi però che un conto è il sistema della Banca d'Italia e un conto non confondere le banche con la finanza, perché purtroppo questo è stato uno dei drammi, no? La finanza deve essere messa un po', dovrebbe essere messa in riga, le banche sono una cosa diversa, cioè le banche dovrebbero fare anche banche d'impresa, cioè dovrebbero fare anche elemento di quello che per però quale finora sono abbiamo nate, avuto altri tipi di situazioni, perché le banche hanno fatto certi giochi per ottenere determinate coperture, Monte dei Paschi è un esempio. Certamente che sì, uno dei temi per i quali siamo in questa situazione è anche quello che abbiamo rotto l'equilibrio tra le tre componenti che producono ricchezza in un'economia. No? Noi dovremmo avere il lavoro, no? Il profitto e la rendita. È chiaro che nella fase di trasformazione, no? Soprattutto nel 2000-2001, da una società industriale al post-industriale, le società come la nostra hanno pensato magari che era più facile vivere sua finanza, quindi di rendita piuttosto che del lavoro e del profitto dell'impresa. Adesso dobbiamo riprendere e capire che se c'è una cosa che ci salva nel Veneto in questo periodo di crisi sono le esportazioni, e le esportazioni non le fa la finanza, le fa l'impresa vera, che sia dell'agroalimentare, che sia del sistema moda o del cosiddetto TAC di un tempo, che sia del sistema della metalmeccanica o meccatronica o quant'altro, è questo che ce la dà. Quindi spero che questa questione dell'equilibrio, no, tra rendita e lavoro venga posizionato, per quello c'è anche la necessità di abbandonare alcuni schemi del passato. Oggi credo che il grande patto dovrebbe essere fatto tra il sindacato e l'impresa. Cioè, oggi l'interesse è generale, cioè il lavoro e il profitto devono mettersi assieme, perché solo nell'interesse di tutte e due si riprende l'equilibrio e si riprende ad avere una forza che vada a condizionare la rendita, una delle quali è anche la finanza, no? Voglio dire, questo Ma è il io tema. credo che anche parlando a livello con sindacati territoriali, al di là del sindacato che può rappresentare grandi realtà aziendali eccetera, quello che c'è un accordo, cioè il sindacato concorda a livello territoriale sul fatto che le aziende hanno bisogno, che se l'azienda non va il lavoratore crolla, perde il posto di lavoro, la famiglia crolla il sistema in generale, sociale in generale. Il problema è un altro, che non vengono presi provvedimenti che possano agevolare il mondo della piccola impresa, perché poi la grande impresa comunque in un modo o nell'altro si salva. La grande impresa è quella che può anche eventualmente internazionalizzare e quindi si salva. È la piccola impresa del territorio. Lei tra l'altro viene dal settore, anni di esperienza in Confartigianato, assessore a un settore ben preciso per molto tempo e quindi sa cosa vuol dire imprese del territorio. Quelle alcune possono internazionalizzare, ma non tutte. E poi se qua non si muovono... Il problema è riprendere un po' di azioni del territorio. Noi veniamo anche nel nostro, ci sono dei problemi tra virgolette generali nazionali, no? E qua credo che una delle questioni sia quella anche nella spesa pubblica di allentare la rigidità, ma non tanto nella spesa corrente che dovrebbe essere rafforzata, no? Noi abbiamo sempre da Amato in poi, visto che forse tornava di moda, no? Quindi dal 92 in avanti, abbiamo sempre fatto anche nella spesa pubblica dei tagli lineari, no? Invece questo si fa all'inizio, ma poi dovremmo distinguere tra la spesa pubblica di apparato e la spesa degli investimenti, perché anche la spesa pubblica fa PIL. Oggi qual è il tema di necessità di un confronto serio con l'Europa? Abbiamo visto che là solo il rigore, no? Di rigore si muore. Non si può allentare il rigore nella spesa di apparato, l'unica strada è cercare di fare i bilanci come le fanno le imprese. Se uno fa un investimento che gli dura nel tempo, non può spesarlo tutto sull'anno in cui lo fa, qui deve essere ammortizzato nei vari anni, quindi questo deve essere fatto, perché solo attraverso anche una ripresa di questo tipo si riesce a... Per esempio, che fa il l'ago della bilancia oggi sul non investimento? Non è più il costo del lavoro, cioè pensare che le aziende vadano all'estero per il costo del lavoro è una stagione che abbiamo visto 10-15 anni fa nel nostro territorio. Oggi non si attraggono investimenti perché non siamo in grado di dare le risposte in tempi certi, quindi ci devono essere delle azioni di territorio e di risposte immediate.
Questo è il vero tema, cioè oggi in azienda seria di andare, è stata la moda M-Party a Carinzia, non è che è tutto luccica, ogni tanto si ritorna su queste cose qua. Anche adesso sì, se ne non parla. è un problema che costi meno il lavoro, costa di più, ma oggi il tempo di ammortamento di un'impresa e di un prodotto, da quando uno ha l'idea, sono 7-8 anni, non 30 anni come un tempo. Quindi io oggi penso di fare un prodotto che va oggi, se non faccio subito un investimento non lo ammortizzo mai, non posso aspettare 3 anni, 4 anni per fare un'impresa. No, beh, questo è chiarissimo. Questo è il tema. Allora bisogna cominciare a ragionare che anche nei nostri territori bisogna fare dei patti seri e capire chi è l'interlocutore, perché abbiamo troppi elementi che si sovrappongono. Questa è la riforma che serve anche. Noi siamo partiti dalle varie Bassanini, dalla riforma del titolo V. Certo, ma non, abbiamo una filiera del comando che non comanda perché non si sa se la competenza è nazionale, regionale, provinciale e comunale. Questo è uno dei temi. È un discorso... Per esempio, no, a proposito di semplificazione, oggi c'è il problema dei giovani, no? Qualcosa da fare ci sarebbe. Ma anche avere un'impresa, dobbiamo semplificare la vita a sta gente qua. Se io ho uno che non fa nulla, piuttosto che non faccia nulla, posso anche decidere di dire guarda, tu fai quello che ritieni di fare, dimmi cosa vuoi fare, comunichi che tipo di attività e per 3 anni non ti conosco più, cioè lavora e non voglio che tu al limite ti faccio tenere i registri dell'IVA e basta. Sì, per una verifica. No, ma infatti strategie se ne possono adottare. Perché è inutile dire cosa diamo di contributo, no, le imprese oggi possono fare anche meno del contributo, basta che non gli creiamo i problemi diciamo nel rallentamento e nei costi della spesa, soprattutto le imprese giovanili, visto che nei primi anni l'impresa non è che ci guadagni, se voglio favorire, guarda, tieni solo i registri di l'IVA. Sì, ma bisogna trovare anche dei sistemi anche di finanziamento, perché altrimenti... Assolutamente, no, ma torniamo su questi temi, siamo in pubblicità. La battuta è che anche l'impresa ha €1, come si era detto, il problema è che questi giovani poi ti rispondono io non ho una banca che mi dia neanche €1, però c'è un piccolo problema. Ecco, esatto. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, riprendendo un po' il discorso, adesso noi tra l'altro stiamo vedendo online le novità che ci possono essere, però ancora non ci sono certezze. Vabbè, Letta ha detto che toglierà l'IMU prima casa, adesso vediamo se è vero o no, ma a prescindere, si parlava un po' dell'impresa, che è un'impresa anche giovane, che giovane possa essere un 30enne anziché un 40enne, poco conta, perché giustamente chi perde il lavoro qui si rimbocca le maniche, apre partita IVA e tenta di far da sé. Il problema è che comunque gli istituti di credito non fanno credito, non danno credito. Se anche io do la possibilità a questo piccolo imprenditore di non avere una tassazione o di averla agevolatissima, è la banca che alla fine non ti anticipa. Sì, noi dobbiamo creare però 2 condizioni. La prima è quella che bisogna riprendere una certa possibilità di mobilità sociale, cioè che i giovani possono avere anche una platea di attività sulle quali andare, sia professioni sia impresa. Cosa che si è bloccata perché nel momento in cui io mantengo delle caste e mantengo dei vincoli, no, non creo un mercato. Quindi io credo che serva una grande stagione di liberalizzazioni sulle professioni piuttosto che su alcuni vincoli ancora di programmazione e quant'altro. Però oggi rispetto a qualche tempo fa c'è un problema meno pesante anche di liquidità, soprattutto per piccoli importi, perché voglio dire che ci possono essere anche degli strumenti che si sono creati nel tempo, soprattutto anche in funzione della crisi, che possono dare una mano anche a chi non ha garanzia reale da dare. Cito per esempio la questione dei consorzi di garanzia fidi, che comunque fanno azioni anche per i giovani, c'è comunque in Regione la legge per l'imprenditoria femminile e giovanile che può dare una mano, e c'è anche adesso l'ultima questione del microcredito, quindi per importi piccoli. Però bisogna che noi a sta gente la lasciamo lavorare in pace, perché se vengono soffocati dai procedimenti burocratici è chiaro che perdono anche la voglia prima di iniziare, no? Voglio dire, se io ho uno disoccupato per strada e alla fine piuttosto che sia disoccupato vuol tentare un'avventura, devo dire guarda, io per 3 anni tieni il registro dell'IVA e non ti conosco più. Qua sentiamo diversi messaggi che stanno arrivando. Non consiglio di aprire imprese artigiane, sarà rovinato a vita, senza pensione e nessun aiuto. Prima ce n'erano altri sì, messaggi. Va bene, quindi è chiaro che adesso la difficoltà c'è, no? Primo. Seconda questione, così come c'è l'apprendistato per chi viene assunto o l'idea di dare agevolazioni a chi assume i giovani
come impresa, anche dal punto di vista previdenziale possiamo dire che chi mette su una piccola impresa che ha l'obbligo di previdenza privata per i primi 2 anni non la paga, no? Voglio dire, quindi una serie di azioni che stimolino questa roba qua, però bisogna creare anche un po' di mercato, perché noi abbiamo dei tappi su alcune professioni, su alcuni elementi che creano la possibilità di introdurre nuovi soggetti, no? Quindi dobbiamo cominciare a far capire che ci sono 2 elementi. Il primo è questo di natura economica, ma c'è l'altro elemento, che se noi non diamo possibilità ai giovani di fare famiglia, questi scappano via, insomma. Primo scappano, secondo sono loro che possono creare un mercato, perché le nuove case chi le compra, i nuovi mobili chi li compra, certo. E terzo, non ultimo, anzi forse uno dei più importanti, stiamo attenti che se noi non creiamo la possibilità di una famiglia che sia come uno vuole, con la massima libertà, non stiamo qua a farne una questione di principi, no? Ognuno agisce secondo coscienza, e che ci siano dei nuovi nati, noi ci troveremmo, come ci stiamo trovando, su una società di soli anziani che, con tutto il rispetto degli anziani, hanno i loro costi in una società. Fino adesso siamo andati bene perché c'erano i giovani che producevano. Se noi perdiamo la spinta produttiva e l'equilibrio tra generazioni, siamo destinati a una società del declino. Questo è il vero punto. Questo è verissimo. Ma guardando anche un po' al tema dell'innovazione, dello sviluppo, della crescita, poi voi ve ne occupate anche direttamente, questo può effettivamente costituire una leva importante o è sottotono, non ha incentivi sufficienti? Allora c'è stata, ecco, una delle cose positive che ha fatto il ministro Passera all'epoca, l'anno scorso, c'è stata la questione del cosiddetto credito d'imposta, cioè io i soldi che spendo nell'innovazione me li scarico subito da quello che devo dare allo Stato, quindi la semplificazione è data anche degli strumenti, e abbiamo visto che questa manovra, che è semplice dal punto di vista anche burocratico, ha creato un interesse nelle imprese, perché anche noi come società abbiamo fatto 1 milione di lavoro su questa questione qua. Vuol dire che l'impresa ha ancora voglia di darsi da fare, di guardare avanti. Dobbiamo creare degli strumenti che siano efficaci, perché se io devo creare dei bandi attraverso i quali do un contributo, dopo ci vogliono 2 anni per darlo e la mia risorsa la perdo nelle carte, alla fine non c'è. Quindi, e questa è una questione. L'altra questione è quella che dicevo prima, cioè che ci deve essere l'equilibrio, no, tra i vari settori. Non possiamo pensare che la moda sia quella di dire ma il manifatturiero devono fare solo i paesi emergenti e noi puntiamo sui servizi. Se non c'è un territorio di clienti, i servizi a chi si fanno? Ovvio, Allora, i servizi della persona oggi soffrono perché le persone hanno meno possibilità di spesa. I servizi all'impresa hanno un duplice effetto, cioè che vivono se l'impresa c'è, ma c'è anche l'altro elemento che oggi la piccola e media impresa che non può dotarsi di servizi interni, se non trova nel mercato dei servizi adeguati, soprattutto sull'innovazione o su partite di questo tipo qua, che gli diano la possibilità di competere, di trovare nuovi prodotti, non è in grado di farlo, di tutelare i propri prodotti, di tutelare, bravissimo, aumentare la produttività del proprio sistema e non trova dei supporti efficienti, corre il rischio di chiudere anche questa. Quindi il tema è: non dobbiamo più andare per schemi contrapposti. Oggi sta in piedi l'impresa se ci sono i servizi adeguati, stanno in piedi i servizi se hai clienti, e questo è il primo aspetto. Noi veniamo da una situazione campanilistica nel Veneto, quando la competizione era tra i vari territori, che andava bene. Oggi che la competizione è tra il Veneto e il resto del mondo, o troviamo azioni di sistema per crescere la competitività anche dei soggetti di ricerca, o altrimenti riusciamo ad essere efficaci nell'impresa. L'altro elemento è, se il mercato oggi qui è un po' scarso, ricordo solo che il Veneto ha 1/3 del proprio PIL che deriva dalle esportazioni. Ci sono nel mondo paesi che crescono anche in questo momento, cioè non sono solo le economie, diciamo così, vecchie che sono un po' in crisi, le nuove economie emergono, no? E quindi il tema qual è? Di accompagnare le imprese a trovare nuovi mercati, quindi questi sono i 2 elementi sui quali dobbiamo fare tutte le politiche, diciamo così, di incentivo, non ci sono altri elementi, e soprattutto con strumenti efficaci. Il credito d'imposta è stato efficace e quindi non servono grandi domande e risposte. Per esempio c'è la questione dell'IRAP. L'IRAP in Italia costa come tutti gli incentivi che vengono messi sul mercato, no? Quindi da un lato
io pago l'IRAP, no? E dall'altro lo Stato fa i benefici. Probabilmente se ci fosse 0 con 0 certo. sarebbe più un elemento di semplificazione. Non si semplifica oggi solo togliendo con l'informatizzazione, no? Si semplifica se togliamo i procedimenti. Ecco, tutto questo che sembra abbastanza lineare, logico, per alcuni scontato, cioè, com'è possibile che poi non sia, adesso lo vedremo quest'altro governo che è fatto di persone che cioè, giovani tra virgolette, comunque non vengono da altre esperienze, per quanto può contare una rappresentanza di un ministro, come diceva lei, perché poi dietro c'è tutta la compagine di cui comunque si circonda. Poi abbiamo esperienze di ministri che ti dicono quando arrivi là sei imbalsamato, non riesci a fare niente. Ma difatti, cioè, quindi staremo anche a vedere questo. Però ma è possibile che non si arrivino a queste conclusioni? Guarda, ci sono due elementi, no? La debolezza della politica ha creato due elementi. Uno, che ci sia sia stato un rafforzamento della burocrazia nel processo, tra virgolette, pubblico, cosa che non c'era 20 anni fa. Sì. C'era un maggiore equilibrio tra il potere politico e quello dell'apparato. Oggi l'apparato si è rafforzato perché ha avuto una politica debole e soprattutto contrapposta, no? Se io sono un dirigente, dopo 5 anni mi cosa bisogna fare una roba e uno l'altra, nella confusione sono io dopo che faccio il domino, no? Come da dirigente pubblico. No? Assolutamente. E questo è il primo elemento di negatività. Questa qua adesso, se è trasversale, no? Se c'è da tagliare si taglia, perché poi la burocrazia legittima se stessa, no? Nei provvedimenti, altrimenti se io sono là e non ho nulla da fare mi mandano a casa, e se invento qualcosa lo faccio. Secondo, questo ha creato anche una serie di rendite di posizione e di privilegi su chi gestisce le burocrazie, anche dall'esterno, che ha un potere poi anche forte, no? Quindi questo è il doppio dramma di non avere una politica forte. Oggi speriamo che gli interessi di parte sono stati messi, diciamo, in secondo ordine, ci sia un interesse comune e si intervenga da un lato attraverso l'apparato e dall'altro verso anche la eliminazione di questa intermediazione che c'è sempre tra cittadino e impresa e lo Stato, che altrimenti da solo non riesce a farlo. C'è la battuta di chilometri zero dei prodotti agricoli, no, o della filiera corta, bisogna che ci sia anche una filiera corta tra chi fa il provvedimento e poi chi lo deve attuare, o viceversa, altrimenti però purtroppo si sono create degli interessi, delle questioni, degli apparati anche privati per gestire sta roba. Ma come si scardinano questi interessi? Si scardinano, non guardando in faccia a nessuno. Cioè, oggi, esatto, ma chi lo fa questo? Cioè, il governo serve per quello. Esatto, dovrebbe servirlo per questo. Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, gentile signora, buongiorno a lei e al suo ospite. Sono Italo dalla provincia di Padova. Prego. Sì, allora guardi, aspetti che tolgo l'audio perché mi fa... Ecco, grazie a lei. No, ecco, volevo dire, come diceva giustamente il suo ospite, ci devono essere delle condizioni assolutamente necessarie perché parta lo sviluppo. È chiaro che però io, che sono più anziano di voi, nella vita avevo combinato qualche cosa che adesso mi stanno completamente portando via. Sono partito perché i miei genitori mi hanno aiutato lasciandomi qualche cosa, per cui ho poi potuto fare una vita discreta, però voglio dire, perché ci siano anche queste condizioni, il nuovo governo dovrebbe affrontare delle tematiche importantissime. Per esempio, per quanto riguarda le imprese, parliamo pure di riduzione di IRAP, riduzione di IRPEF, riduzione dell'IMU per quanto riguarda le cosiddette proprietà immobiliari che riguardano il commercio, l'industria, l'artigianato. E poi voglio dire, ci sono altri fattori che sono importanti, perché se il privato non ha degli sconti dallo Stato, penso alle stesse aliquote IVA, alle aliquote IRPEF, al canone RAI che è una spesa assurda, il bollo auto, tantissime cose che noi siamo tassati, se non c'è più il piccolo risparmio del piccolo risparmiatore, se poi gli imprenditori
non sono messi nella condizione di far rientrare i capitali, perché chi ha i capitali all'estero è visto come il diavolo in persona, l'economia non può ripartire, quindi è assolutamente indispensabile per me che questo governo dia finalmente dei segnali diversi, e i segnali diversi sono, come diceva giustamente l'altra sera il vostro Presidente, che 800 miliardi all'anno di spese per coprire le necessità dello Stato sono eccessive. Se solo lì risparmiassimo il 20%, questo 20% potrebbe essere attuato, servirebbe per favorire tutte le categorie, perché lo sviluppo si ha se tutte le categorie possono contribuire al consumo, al risparmio e quant'altro. Chiarissimo, Ecco, questo è chiarissimo, è stato molto gentile, gentilissimo. E saluto il suo ospite. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Anna, dobbiamo andare, allora rispondiamo alla telefonata subito dopo la pubblicità. Guardi, commentiamo la sua telefonata, è stato gentilissimo. Tra pochissimo abbiamo il break pubblicitario, così dopo siamo più tranquilli. Tra poco. Allora, eccoci insieme, rispondiamo al nostro telespettatore. Sì, mi pare che abbia un po' focalizzato il sistema, cioè noi dobbiamo intervenire nella qualità della spesa pubblica, cioè nell'apparato. È chiaro che noi possiamo dare una mano alle imprese e ai cittadini nella riduzione della pressione fiscale se dall'altra parte abbiamo una riduzione della spesa. Certo, sì. Questo è il vero tema. Però ricordo anche che al di là delle questioni economiche che riguardano, credo l'aspetto sia più quello del lavoro piuttosto che quello dell'impresa oggi, perché oggi l'impresa ha come scopo quello di resistere sul mercato, a meno il problema della tassazione diretta, perché se già fa difficoltà a far utili è venuto in secondo piano o per pochi, mentre per il lavoro avere qualche euro in più in tasca favorirebbe i consumi. Però il vero problema nostro, la Banca Mondiale ci dice che l'Italia per competitività di sistema è al 73esimo posto. Scendiamo ogni anno di un posto. E questo non ci fa, questo è l'elemento sul quale si misura chi deve fare investimento. Cioè, e da dove deriva sta roba? Deriva da alcuni temi, cioè il fatto che non siano risposte in tempi certi, perché le risorse, se non sono qua, da qualche parte ci sono. Anche in Italia la ricchezza non è che non si sia prodotta, soltanto che si è polarizzata, ma c'è. Allora, se siamo al 73esimo posto dopo l'Africa fra poco, no? Per la burocrazia, per i tempi della risposta, per i tempi della giustizia, uno dei presupposti in economia è la giustizia civile, perché se io non ho tempi di risposta certa sulle controversie che ci sono, è come la giustizia non ce l'abbia. Ma è anche un biglietto da visita di un paese. Allora, questi sono i problemi, quindi, ripeto, potremmo dire anche incentivi zero per l'impresa, basta lasciarla lavorare e ci sia qualcuno che dà risposta in tempo certo su come fare. Se oggi uno vuole fare un'impresa, non sa neanche, dice io voglio farla in regola, ditemi come posso farla, sia dal punto di vista urbanistico, sia dal punto di vista di sicurezza del lavoro, sia dal punto di vista dell'ambiente, eccetera. C'è una platea, siamo inseriti in una platea di competenze nella filiera amministrativa che vanno rimosse, è tutto qua. Cioè, il problema delle province non è tanto in quanto eliminare le province che costano anche pochino, il problema è semplificare, accorciare la filiera, cioè voglio dire, ci sia un posto dove io voglio mettere qualcosa qua in zona industriale a Padova, no? E dico, ditemi che tempi ho e cosa volete che faccia, no? Oggi i tempi sono incerti e le regole pure, perché ognuno deve mettersi la propria. Quindi questo è il vero problema, non tanto l'aspetto economico diventa una conseguenza poi, perché è inutile che tu mi dia un incentivo e me lo mangio nelle carte, no? Oppure devo partire ma non riesco a partire perché mi manca l'ultima carta. E non abbiamo il tempo, ma sono una serie di esperienze negative in questo senso qua. Quindi il fatto di dire, la questione degli sportelli unici, per esempio, ecco, le Camere di Commercio sono presi la briga di organizzare questa cosa qua, ma io non posso fare lo sportello unico se a monte di tutta sta cosa non ha fatto una semplificazione o delle norme certe, perché chi rappresenta quell'ente nello sportello unico non può essere in grado di decidere se dietro deve avere un parere collegiale, cioè bisogna che la filiera sia tutta semplificata, e questo è il vero problema oggi, perché ripeto, per il mondo noi siamo qua,
ma in giro sono economie che crescono e abbiamo la forza e la capacità delle nostre imprese di andare anche a intercettare queste economie. Basta che non gli creiamo un freno piuttosto di dargli tra virgolette un supporto. Quindi secondo lei c'è anche un problema nell'agganciare determinate realtà perché non abbiamo un'offerta che possa essere interessante, valida, sì. Ne siamo consapevoli, questo è un altro aspetto. Sì, questo è il punto, ma il punto fondamentale è questo, altrimenti noi ci giriamo attorno al problema, no? Perché la crisi è stata creata dalla crisi finanziaria del 2008, no? Però no, ma là per carità, ma poi l'eravamo anche certo, cavata, però qualche problemino ce l'avevamo che prima, perché se crescevamo meno prima, se avevamo il problema della burocrazia prima, se avevamo il problema di una struttura della società che cambia anche l'offerta. Ecco, poi un altro problema è il discorso, che avevo anche il messaggio prima, dei pagamenti, perché poi non si riesce a lavorare, perché poi c'è un discorso che se lavori però non hai, certo, si faccia riferimento poi tra l'altro a situazioni di autonomia, di artigiani probabilmente. Speriamo che adesso questa questione che è stata fatta, l'ultima del governo Monti, là, di accelerare i percorsi dei pagamenti della pubblica amministrazione, diventi un elemento di sistema poi, no? Perché certo, perché poi noi prendiamo una questione straordinaria, una questione deve essere normale, no? Cioè, vuol dire, il fatto che lo Stato paghi come paga i privati deve essere una normalità più che una cosa eccezionale, no? Cioè, se io devo versare l'IVA, devo versarla, se lo Stato deve darmene indietro dovrebbe darmela nei stessi tempi, no? Assolutamente. Perché voglio dire, in un momento in cui c'era un po' c'è una difficoltà anche del sistema bancario, perché magari deve comprare anche i BOT o i BTP, no? Infatti anche prima alcuni tesorieri hanno fatto l'accento su di creare flusso finanziario sufficiente all'impresa, il fatto di avere i pagamenti è già un elemento di stimolo e di filiera che si ricompone, perché dopo c'è l'effetto domino. Se io ho un cliente che non mi paga, io non pago i miei fornitori e avanti, no? Finché arriva l'ultimo che non riesce a resistere. Assolutamente sì. Perché dopo si corre il rischio di creare un meccanismo di disfunzione, perché abbiamo una bella macchina, l'abbiamo fatta buona, tutto quanto, non abbiamo 10 euro per metterci dentro la benzina. Assolutamente. Ecco, lei come presidente di questa azienda che comunque si occupa di innovazione, di tecnologia rivolta all'innovazione eccetera, quale potrebbe essere, quindi il suo angolo prospettico, un provvedimento importantissimo, indifferibile che dovrebbe prendere questo governo subito? Uno, riprendere questa questione, come dicevo prima, del credito d'imposta, cioè quello di dire che l'importo per il quale io destino all'innovazione me lo compenso subito, che è un elemento che quelle imprese hanno utilizzato. Ricordo, quindi questo potrebbe essere importante. Ci sono poi, approfitto per dirlo perché abbiamo fatto un incontro proprio anche sulla questione della tutela della proprietà, ci sono delle linee presso il Ministero che possono essere di facile accesso per avere un contributo anche nei processi di tutela di un prodotto, perché non può esserci così che uno viene a casa dal Salone del Mobile di Milano dopo che l'ha esposto, perché ha visto che gli facevano le fotografie e dice ma io vorrei fare questa roba qua. Sì, ma dovevi farlo prima, ma adesso che è di dominio pubblico che tutela vuoi farli, no? Quindi anche delle conoscenze. Certo, insomma. Noi abbiamo alcuni elementi di supporto trasversale, cioè abbiamo un elemento di progetti di innovazione, ma è chiaro che questo lavora integralmente con l'impresa, sia di processo che di prodotto. Abbiamo un elemento anche di percorsi di formazione su misura, certo, a seconda delle esigenze delle imprese, e abbiamo questa questione anche del procedimento, perché si deposita presso le Camere di Commercio, dove abbiamo l'accreditamento anche per questi percorsi di brevetti e marchi e quant'altro, che possono essere sia a livello nazionale sia a livello internazionale, a seconda del mercato che uno vuole. E ultimo abbiamo anche verso il CERT, che fa un elemento di certificazione dei prodotti. Quindi noi dobbiamo puntare anche qua, è per quello che dobbiamo mutualizzare queste strutture. Abbiamo collegamento anche con strutture straniere, estere, soprattutto di Fraunhofer, eccetera, dove hanno, diciamo, servizi all'avanguardia per accompagnare le imprese,
perché vogliamo vedere l'elemento di certificazione, non deve essere visto come un elemento solo di natura burocratica. Attraverso la certificazione deve essere pubblicizzata, perché quel prodotto o quel servizio certificato ha un valore aggiunto e una certa garanzia per il consumatore anche di produttività. Assolutamente. Il tempo è volato. Grazie Presidente di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori come sempre di aver partecipato e di averci seguito, avete mandato anche numerosi messaggi. Naturalmente noi ci ritroviamo domani, grazie.